un interessante convegno oggi da parte della FIDAPA qui a Consorzio Universitario, che vede anche gli altri club service della provincia e non solo presenti per discutere su una tematica di grande importanza. Ne parliamo con la presidente del FIDAPA Agrigento, Carmelina Guarneri. Sì, buongiorno. Oggi ci sarà questo convegno, chiamiamo seminario tecnico-scientifico, ecco, organizzato dal distretto della Sicilia, la cui presidente è l'avvocato Carmela Gabriella Lobue. È un convegno particolare, avveniristico, che purtroppo ci stiamo inserendo tutti in questo sistema. Questo convegno è stato organizzato dai past presidenti delle sezioni della provincia di Agrigento e di 2 sezioni della provincia di Caltanissetta, coordinati dalla past presidente distrettuale, che è la professoressa Maria Ciancitto. Ecco, è di grande attualità, sì, perché si tratta di tematiche avveniristiche, tematiche che hanno a che fare con il virtuale e quindi le proiezioni, che stando mettendo delle cuffie 3D o 4D ci possiamo proiettare in un mondo virtuale e partecipare a convegni, a cerimonie e quant'altro. Devo dire che è stata una iniziativa molto entusiasmante che ha coinvolto tutte le sezioni FIDAPA della provincia di Agrigento e 2 della provincia di Caltanissetta. L'argomento è molto innovativo, è un argomento interessante, quindi suscita interesse, e la ideatrice, colei che ha proposto all'inizio questa iniziativa, è stata l'ingegnere Tatano, appoggiata dalla past president della sezione Cammarata San Giovanni Gemini, Lina Pelliteri, e naturalmente dalla presidente della sezione Patrizia Russotto, che ha coinvolto poi la past presidente di Agrigento, Canigattì, Naro, Ravanusa, Licata, tutte le 11 sezioni della provincia di Agrigento. Mi scuso con quelle che non sto nominando, tra cui la mia per esempio, e 2 province e 2 sezioni della provincia di Caltanissetta, Mussomeli e Serra di Falco. Devo dire che la presenza dei docenti e dei professori universitari che ci hanno offerto anche la possibilità dell'aula, di godere di quest'aula, e la loro presenza, l'autorità, l'onorevole Savarino, che è stata socia della sezione di Ravanusa, e quindi le socie, la presenza delle socie in un momento piuttosto caldo, perché siamo in un punto in cui siamo molte presidenti, professoresse sono presenti negli istituti per gli esami di Stato. Devo dire che è stato, anche se la giornata scelta dalla presidente distrettuale la Carmela Lobue e appoggiata anche dalla past presidente del distretto Maria Ciancitto, ha coinvolto, vedo, con molto, come lei ha visto, ha trascinato socie e anche altre amiche delle socie che sono qui presenti. Ecco, lei è tra i relatori della iniziativa di oggi, di questo convegno che vede la presenza della FIDAPA non solo agrigentina ma di diverse delegazioni siciliane. Ecco l'importanza di questa iniziativa, Presidente. Allora, io sono molto contenta e orgogliosa di questo tavolo tecnico che si è costituito. Sono ben 10 relatori che provengono da tutte le province di Agrigento e di Caltanissetta. Siamo riusciti a mettere assieme ben 12 sezioni, unendo un tema comune, che è quello del metaverso e dell'intelligenza artificiale. Ci ospita una grandissima sede, che è quella appunto dell'università, e questo ci inorgoglisce molto. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Ecco il suo contributo a questa interessante convention? Il mio contributo è quello di fare alcune riflessioni sul metaverso,
su quale futuro ci riserva e soprattutto sviluppare una educazione digitale, di modo che gli utenti possano sicuramente fruire in sicurezza del metaverso, conoscendo anche il funzionamento e chi ovviamente ha progettato queste piattaforme e per quale ragione.